abbiamo fatto più di 400 telefonate a operatori sociosanitari che ci hanno detto no grazie, sto bene dove sono perché prendo già di più, non me ne frega nulla di spostarmi. Per l'urgenza abbiamo cercato di trovare anche badanti e non abbiamo trovato nulla, zero completo. Cioè è una cosa folle. La situazione fino ad ora critica rischia d'estate avanzata di diventare tragica. Un esempio lo dimostra la condizione in cui stanno vivendo i 130 ospiti dell'Istituto GRIS di Mogliano Veneto. Secondo Ivano Pillon, alla guida del coordinamento delle associazioni disabilità, sono costretti a vivere rinchiusi nelle loro stanze perché il personale per portarli fuori all'aperto non c'è. Gli ospiti del polo disabilità anche quest'anno dovranno rinunciare ai soggiorni estivi. Sono rinchiusi dentro in un carcere da 3 anni per colpa del Covid, ma lì nessuno ha più fatto distinzioni fra disabilità e anziani, si parla di RSA. Francamente stanno meglio i carcerati. Come nella comunità di Casa Codato, Preganziol, dove tutti e 18 gli ospiti disabili gravi sono affidati alle cure di 2 operatori. Ci sono state 2 maternità, 2 malattie a lungo termine, 2 che sono stati assunti da azienda zero, 1 che ha cambiato lavoro, 7 persone, come fai a fare i turni? Cioè, vuol dire che quelli che sono rimasti si licenzieranno perché dicono io non posso lavorare 24 ore al giorno per questo. I concorsi indetti dalla Regione hanno drenato centinaia di professionisti dalle cooperative. Troppo alto il divario in termini di busta paga tra pubblico, sistema sanitario e privato, le cooperative. Le IPAB, che stanno affrontando lo stesso problema, stanno avviando con contratti con operatori all'estero. Stanno venendo avanti valanghe di anziani non autosufficienti che fanno richiesta di entrare nelle strutture. A, non ci sono posti letto nelle strutture, B, non ci sono operatori e infermieri nelle strutture. È un dramma che deve trovare una soluzione di tipo politico.